Secondo il consigliere regionale Jonathan Montanariello, vicepresidente della Commissione Infrastrutture e Trasporti, nonostante la bella copertina che il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ha presentato all'inaugurazione dei nuovi treni che faranno parte della flotta regionale, c'è una parte della regione che è ferma addirittura all'800. Due sono principalmente le aree che hanno bisogno di essere ammodernate: il sud del Veneto, la nostra zona, e il Bellunese, dove le linee non sono ancora elettrificate, motivo per cui non si è potuto accedere ad importanti finanziamenti. Due linee del Bellunese, la Belluno-Feltre e la Belluno-Calalzo, hanno costituito un caso di rilievo nazionale grazie a un'inchiesta del programma Report e, sottolinea il consigliere, a pochi mesi dalle Olimpiadi invernali. Ricorda il consigliere i disagi dell'utenza che si serve del treno nelle aree di Chioggia e di Rovigo, interessata dai disagi dovuti alla gestione precedente di sistemi territoriali, un servizio che in queste aree Montanariello ha definito fallimentare, mal superato anche dal servizio bus sostitutivo, motivo per cui si è tornati alla gestione di Trenitalia. Nell'area colore Silla trovi una vasta gamma di prodotti disponibili, dal colore all'attrezzatura. Spiccano le pitture per interni ed esterni per tutte le esigenze, dalla piccola tinteggiatura al grande cantiere. Il personale specializzato è pronto a dare consulenze e consigli gratuiti e ad effettuare sopralluoghi. Per qualsiasi richiesta ed informazione contattare il responsabile area colore Silla, Claudio Fanton, al telefono 041 26 70 217 o alla mail vernici.chi@silla.it. Silla, filiale di Chioggia, via Brondolo 44.